Allora, in questo video voglio spiegarti come lo stress può creare una patologia, una condizione cronica come dolore o qualsiasi sintomo cronico come per esempio l'ansia cronica. Molte volte ansia e dolore sono insieme. Molte persone non pensano che siano collegate queste cose di stress, dolore. In questa lavagna ho preparato appunto una spiegazione per farti capire in modo scientifico, ma non troppo complicato, come funziona il tuo corpo. Questo è basato sulle ultime neuroscienze del dolore. Capire queste informazioni ti aiuterà a prendere coscienza che c'è un collegamento tra mente e corpo. Prendendo questa conoscenza sai come quindi influenzare il tuo corpo attraverso delle tecniche che io insegno nel mio programma Neurobalance, il mio metodo Neurobalance, per coloro che soffrono di dolori persistenti, quindi vogliono ritornare poi a stare bene senza prendere farmaci, senza continuare con le terapie manuali che non hanno funzionato fino ad oggi. Queste sono terapie di Mind Body Therapy che io racchiudo dentro un metodo che si chiama Neurobalance. Se non mi conosci, chi sono io per dirti questo? Sono Alessio Veneziano, sono il fondatore di Veneziano Therapy, sono un fisioterapista, mi sono specializzato nelle terapie di riprocesso del dolore, quindi sono specializzato in psicologia del dolore e il mio approccio è principalmente di lifestyle, quindi di stile di vita e di un approccio psicologico al dolore. Molte delle mie persone, dei miei clienti che hanno seguito un percorso di questo genere sono ritornate a stare bene, il tasso di successo è molto alto. In questo momento più del 70% delle persone che hanno seguito questo metodo sono ritornate a stare bene entro i 6 mesi, ma senza andare oltre quindi a quello che è Neurobalance. Se vuoi saperne di più, vai nel link in descrizione, trovi il mio ebook dove ti inizi a capire perché e il per come la mente è collegata al corpo, come può influenzare questo collegamento. E andiamo direttamente in questo video per farti capire almeno una parte di quello che ti serve per iniziare questo percorso. Qui è raffigurato una parte stilizzata del cervello midollo spinale e questo fa parte quindi del sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso centrale è colui che alimenta il dolore cronico o l'ansia cronica. Come lo alimenta? Lo spiego attraverso questo asse ipotalamo-adrenal asse. Cioè l'ipotalamo è una parte del nostro cervello, non è l'unica parte del nostro cervello che crea diciamo il dolore, ce ne sono veramente tante di parti del nostro cervello, sono più di 30 in questo momento che sono state studiate, ma c'è questa particolare asse che è in continua lavorazione e se questa parte qui lavora all'impazzata per mesi se non anni, crea una disregolazione del sistema nervoso. Voglio spiegarti come si crea la disregolazione e come creare il ribilanciamento attraverso appunto pratiche di mind body, mente corpo. Questo asse fa parte appunto di questa parte qui del corpo, quindi all'interno di questa zona spinale, quella zona è fatta di polmoni, principalmente stomaco, intestino e la parte surrenale, che la chiamiamo adrenal glands, cioè ghiandole surrenali. Queste ghiandole surrenali sono proprio quelle che producono cortisolo, ovvero un ormone che lo chiamiamo l'ormone dello stress, che è lui proprio che crea l'ultima parte di stress. Tra parentesi, lo stress è una condizione normalissima di ogni essere umano, cioè la risposta allo stress è di ognuno, cioè ognuno vive sotto stress, è normale. Non è normale vivere sotto stress in modo cronico o disregolato, cioè nel giorno tu avrai dei momenti di stress che vengono regolati con il sistema che chiamiamo parasimpatico, ti spiego tra un attimo, però c'è sempre questo sbilanciamento e ribilanciamento, non viviamo mai in una situazione perenne di stress o perenne di pace, questo devi capirlo. Il perenne stress potrebbe accadere in situazioni in cui il sistema nervoso va in disregolazione, ma
Iniziamo a capire come produce lo stress il corpo. Abbiamo parlato che ci sono polmoni, stomaco, adrenal glands, ok? Sopra il rene. Sono due reni, ci sono piccole ghiandole che pompano, ghiandole surrenali, e creano questo cortisolo, questo ormone. Questo ormone entra nel circolo sanguigno e va ovunque. Inizia ad andare quindi da giù, da questa parte sotto, che viene attivata ovviamente da questo asse, dal cervello, va a attivare queste adrenal glands, questo cortisolo va ovunque nel bloodstream, cioè nel sistema circolatorio, va nello stomaco, va nei polmoni, va ovunque, 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 ovunque. E ci arriviamo perché tu soffri di dolore cronico in qualche porzione del corpo, ci arriviamo tra un attimo. Quindi il cortisolo va in tutte le zone. Cosa succede in queste parti del corpo? Iniziamo a iperventilare, iniziamo a portare su la ventilazione. Ecco perché una delle terapie è la respirazione, il 478, quindi portare bassa la respirazione per dare un input al cervello che questo sistema di stress deve interrompersi. Tu pensa, quando sei in una situazione di stress, di danger, di allerta, devi scappare, o psicologicamente o fisicamente, a un qualcosa che ti sta per quasi ammazzare, o sei in una situazione di vita o di morte per il cervello, quindi non c'è tempo di respirare piano, lentamente, non c'è tempo di portare la nostra digestione ai massimi livelli, perché dobbiamo scappare. Quindi l'asse intestino-cervello, questo asse è proprio regolato in modo che l'intestino non deve lavorare il meno possibile, perché dobbiamo scappare. Molte persone con sistema intestino irritabile è semplicemente una risposta allo stress. Molte persone vanno a fare delle diete, non trovano la soluzione, pensano che loro sono fatti così, che devono stare così per tutta la vita. No, invece è semplicemente questa risposta allo stress. Ora, queste sono microcontrazioni. In ogni zona del corpo, quando siamo in una situazione di bisogna andare avanti, bisogna scappare, abbiamo delle microcontrazioni in tutta la zona del corpo. Le nostre gambe potrebbero andare in una situazione di congelamento piuttosto che scappare. Inizia tutto il flusso sanguigno ad andare nelle zone in cui abbiamo bisogno per scappare. Questo pompa, le adrenal glands pompano e si crea questo asse su e giù, su e giù, su e giù, continuo di stress, ed è una reazione allo stress, ok? Questo cortisolo, mi sposto un attimo, crea appunto questa attivazione del sistema nervoso simpatico, perché ci sono due parti del sistema nervoso che possono attivarsi. Il simpatico, te lo ricordo da S, stress, o parasimpatico, il sistema nervoso che crea relax nel corpo. Parasimpatico, ricordati, P di peace, di pace. Questa situazione crea un aumento del glucosio nel sangue. Quindi il glucosio è energia, energia che deve aiutare il nostro sistema a scappare. Ma questa energia dopo un po' si esaurisce ovviamente, creando sistemi di stanchezza, fatica cronica e infiammazione, microinfiammazioni. Non sono macroinfiammazioni, infatti non si trovano molte volte problematiche a livello sanguigno, ma si trovano microinfiammazioni. Queste microinfiammazioni, se diventano troppo potenti, potrebbero diventare macroinfiammazioni, ovvero un diabete di tipo 2. E quello lo si può trovare direttamente tramite analisi del sangue. Molte persone che soffrono di dolori cronici sono in questo pre-diabete, o comunque situazioni in cui il sistema di glucosio e l'insulina, magari lì possiamo fare un altro video, lavora troppo. Quindi qua possiamo certo avere dei fattori come la dieta che possono aiutare, ma se non andiamo a vedere la parte centrale, ovvero che cos'è veramente che stiamo reagendo allo stress, cos'è che è successo per cui noi stiamo reagendo allo stress così in modo cronico, non risolviamo con la dieta sola, ok? Quindi qua ti ho raffigurato in basso un sistema nervoso sano, è un sistema nervoso che va dal simpatico al parasimpatico e rimane bilanciato. E vada bene che non c'è un sistema perfetto che dice ok, io sto solo nel parasimpatico, nel relax, o sto solo nel simpatico. Può, in questi casi sì, potrebbe farlo, ma è un sistema disregolato.
Per regolare questo sistema e portarlo così, bisogna fare delle terapie che mirano ai 3 fattori psicologici, fattori ambientali e fattori organici. Nella parte organica sappiamo che chi soffre di dolori cronici non c'è nulla di organico che non va bene, a parte questa infiammazione. Ma questa infiammazione la si può quindi bilanciare attraverso i fattori psicologici e sociali. Quando quindi ti dicono che questo dolore te lo stai quasi inventando, ti sembri un pazzo a dire che senti ancora dolore dopo 10 anni, e non è perché la tua schiena è rotta, non è perché il tuo collo è rotto, ma è perché c'è questa continua contrazione e microinfiammazione in queste zone del corpo. E quello che proprio succede, a me è successo nel dolore cervicale cronico, è che queste microcontrazioni vanno proprio in situazioni, in porzioni del corpo dove già erano sensibili prima, per esempio, magari a degli avvenimenti che sono successi traumatici fisici, ho avuto diversi infortuni e guarda caso va lì in zone, se vogliamo, tra virgolette, deboli. Ora, non vuol dire che sei debole devi rinforzare con dei pesi piuttosto che con della terapia che vada a creare muscolo, perché non è, anche lì, non è quello il problema. Il problema arriva sempre in questo sistema asse ipotalamo adrenal asse. Quindi sono sistemi in cui puoi influenzare con delle lifestyle factor, li chiamano, fattori ambientali, psicologici, e qua c'è molto da dire. Questo video non voglio darti tutte le soluzioni qui, ho fatto veramente più di 200 video a questo punto di cosa bisogna fare, di come devi iniziare a influenzare il dolore, con tutti questi fattori presi in considerazione. Non hai bisogno di terapie manuali o di farmaci per ritornare a stare bene se soffri di queste tipologie di dolori che si chiamano nociplastici. Anche qui, se non sai che cos'è il dolore nociplastico, trovi nel mio canale tutto. Se vuoi tornare a un bilanciamento del sistema nervoso, ti invito, il primo passo, a capire come funziona il tuo sistema nervoso. Questo che ti ho detto io è già un pre-inizio. Nel link qui sotto trovi il mio ebook, il potere della consapevolezza, che ti spiega e ti inizia a spiegare cosa devi iniziare a sapere per ritornare a stare bene. Non è un qualcosa di impossibile, assolutamente, si può ritornare a stare bene modificando degli aspetti che nessuno ti aveva mai detto che erano importanti, per esempio il sonno, per esempio la reazione allo stress, quindi capire come puoi con il tapping, la respirazione, il tracciamento somatico, iniziare a regolare questo sistema cervello, e lo si può fare ovviamente da su verso giù, quindi dal cervello verso il corpo, o lo si può fare attraverso dal corpo verso il cervello. Dal corpo verso il cervello vuol dire semplicemente magari ritorno all'attività fisica, ritorno a fare delle cose che avevi messo da parte per paura del dolore. Lo so che non è facile, ecco perché nel mio programma Neurobalance hai anche la possibilità di essere seguito direttamente da un team, uno psicologo, un fisioterapista, in questo caso sono io. Ho un percorso di 6 settimane guidato dove hai tutto a disposizione. Se vuoi iniziare da solo, da sola, puoi farlo con questi link che trovi in descrizione e inizi a fare il percorso direttamente da solo. Neurobalance Pro si chiama. Nei prossimi video vorrei spiegarti più nel dettaglio come si modifica questo sistema con varie tecniche, per esempio il tapping. Quindi per adesso è tutto, mi sono distratto perché c'è una persona di là. Per adesso è tutto e ci vediamo al prossimo video. Scrivimi nei commenti se questo video ti è stato di aiuto o se hai delle domande in particolare che posso risponderti nel prossimo video. Ciao e a presto!